Cari telespettatori, buonasera, ben arrivati. Italia, c'è chi entra e chi se ne va. Ai noi purtroppo è un dato di fatto ed è di questo che noi vogliamo parlare quest'oggi. Per quale ragione? Perché effettivamente nel nostro paese purtroppo ci sono tantissime, centinaia di migliaia di persone che arrivano purtroppo e fanno anche una brutta fine, sperano, si auspicano di poter trovare un lavoro, altri sono arrivati, ma altrettante persone e aziende che se ne vanno. In diverso modo dico andarsene, da un lato giovani lavoratori e anche non più giovani che prendono altre strade, sono persone capaci, intraprendenti, che sognerebbero un futuro, che vorrebbero restare qui però non vedono alcun tipo di prospettiva e già con l'iscrizione all'universitaria scelgono altre destinazioni. Dall'altro punto di vista abbiamo le aziende che qui non vedono prospettive, non vedono programmi non di mese in mese o almeno di un anno in anno ma pluriennali. E allora cosa fanno? Scelgono altre destinazioni, oppure per poter reggere, per poter stare ancora in piedi, la via è quella di farsi acquisire da aziende estere, quello che sarà stato auspicato anche dal governo Monti è avvenuto in parte e di fatto ci sono state acquisizioni importanti. Abbiamo, tra virgolette, perso o come volete dire, marchi storici dell'imprenditoria nazionale sono finiti in mani estere, ma che cosa succede quando avviene questo fenomeno? È la salvezza per l'impresa? Non è sempre così e anche qui abbiamo purtroppo esempi eclatanti di disastri veri e propri, perché quando un'azienda assorbe la realtà nazionale si vede costretta a fare dei ridimensionamenti, a vedere cosa le conviene di più, lo fa già l'imprenditore nostrano e molte volte lascia a casa decine o centinaia di dipendenti e questo è un altro risvolto. E poi la delocalizzazione, insomma vediamo di parlare di questo, che prospettive ci possono essere, cosa sta succedendo, perché sembra che questo non interessi poi così tanto alla nostra politica. Vero o non vero? Vi presento i protagonisti del nostro appuntamento di questa sera, oltre che come sempre anche voi da casa, quindi ben arrivato Stefano Operaro, consigliere regionale del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buonasera a voi, buonasera, grazie. E ben arrivato Vincenzo Lazzaro, presidente di Union Liberi. Buonasera a tutti voi. Grazie anche a lei. Giulio Fortuni, segretario della CIS del Veneto, delega al lavoro. Grazie anche a lei, segretario. E poi Diego Moscheni, console onorario Bosnia-Erzegovina. Buonasera a tutti i telespettatori e a voi. Allora, avete già capito dalle presenze che sono significative, con loro andremo a trattare temi abbastanza specifici. Prima però di entrare nel merito voglio leggervi soltanto alcuni dati. L'ho presi da un giornale, ce l'ho in mano perché è il Mattino di Padova di mercoledì 9 ottobre 2013, quindi non me li sono assolutamente inventati. Facciamo riferimento a una realtà piccolina, non andiamo a guardare nel grande, guardiamo la realtà per esempio di Padova, è quello che mi ha colpito in modo importante, migliaia di lavoratori tra cassa integrazione e mobilità. Queste sono le principali aziende grossissime che sono in crisi. Abbiamo la Carriera di Toriellia, la Komatsu di Este, la Finmec di Padova, poi la Carraro Group di Campodarsego, la GS di Galliera, la Solon di Carmignano, la Helios, la Ecoware, tutte quante con 90, 50, 100, 350 dipendenti, la TPA, la ZF di Padova, la Tecnopuma, il Pastificio Ferrarese, la Deflomas, la MT Energia, la Meco, la Mion di Bagnoli, e poi la Belves, la Ellison, la Orv Group, la Morellato, l'Industries di Trebaseleghe, l'Oslo, la Camiceria Scabo, la Faraona, l'Isoclima e poi ancora la Enoschionato e poi tante altre che non voglio neanche nominare. Noi non vogliamo vedere l'aspetto negativo assolutamente, perché dopo giustamente ci dite, ma insomma vediamo solo quello. Cerchiamo di essere costruttivi, però questo è un dato di fatto. Riflettendo su questo e traendo spunto anche da quello che vi dicevo, ci sono aziende che tuttavia vanno bene nel nostro territorio, ma vengono assorbite da altre realtà e che cosa succede? Vediamo questo contributo che ci dà un po' il là per incominciare.
No comment. Il lavoro, Riccardo, il lavoro è un problema per 9 milioni di italiani, dice la CGIL. Ci sono quelli disoccupati, cassaintegrati, part-time, sottopagati, sfigati, frustrati, eccetera, eccetera. Ci sono poi quelli che lavorano talmente bene che vengono licenziati. Li mandano quasi tutti a casa. Allora, succede alla Ditec in Veneto. Sono 90 dipendenti su 120 che saranno licenziati, ma stavolta il mercato non c'entra niente. Anzi, Ernesto Manfred ci racconta la faccia egoista della crisi. La chiamano ristrutturazione, curiosa maniera per definire il superlativo degli utili. La multinazionale svedese Assa Abloy entro l'anno chiuderà la Ditec di Quarto d'Altino, dove si producono cancelli elettrici di altissima qualità. Il prodotto viene venduto in tutto il mondo e gli utili vanno alla grande. Eppure bisogna ristrutturare, chiudere in Italia, aprire in Cina e Repubblica Ceca, pagare meno quegli operai ed ingrossare il portafoglio degli azionisti. Nelle tasche di 90 operai italiani su 120 ristrutturati, curiosa maniera per dire licenziati, rimarranno le pive. Davide Semenzato ha 43 anni e lavora in Ditec da 11 anni. Loro ci hanno comunicato il 6 dicembre 2011 con un pezzo di carta senza manco una firma che entro fine del 2013 ci sarebbero stati 90 esuberi su 120 lavoratori. E per questi esuberi quali prospettive vi hanno proposto? Nessuna prospettiva, si aspetta la mobilità, quindi licenziamento. Signor Massimo Carrer, 40 anni, 18 anni in Ditec, che cosa farà senza questo posto di lavoro? Ho una famiglia a carico, una moglie e un bambino di 3 anni e mezzo. Quando mancherà questo lavoro... Quando agli svedesi avete detto che però l'azienda è inutile, che cosa vi hanno risposto? Il problema è che non si è riusciti mai a dialogare apertamente con la multinazionale. Qua si faceva il 70% dei prodotti qua. Cioè ci sentivamo un po', diciamo, tra virgolette, tranquilli, perché eravamo consapevoli dei numeri che facevamo qua a Quarto d'Altino. In 5 minuti ci hanno mandati a casa. Ma almeno il governo ha incontrato i rappresentanti della Assa Abloy, la multinazionale svedese? Ci sono stati dei contatti, non sono mai tornati indietro di una virgola da quello che avevano pensato. Avete sentito il nuovo ministro dello sviluppo, Zanonato? L'abbiamo incontrato questa mattina in via informale, il ministro Zanonato, qua c'era a Venezia. Ma lui ha preso impegni. Preso in considerazione quello che avevamo chiesto, però non ha dato una risposta. Signor Michele Vallongo, quanti anni ha? 40 anni appunto, sono sposato con 2 figli, un mutuo. Quanto paga di mutuo ogni mese? Intorno a 650 euro al mese. Sua moglie ha uno stipendio? Sì, lavora anche lei, per fortuna diciamo, si arriva giusto a fine mese. Il prodotto non verrà più fatto in Italia, sarà cinese? Sì. E la qualità quale sarà? La qualità è la qualità cinese. Peggiore? Sicuramente peggiore. Il prodotto fatto in Cina ci ritorna a noi e molte volte dobbiamo anche riprenderlo. Il prezzo però resta quello italiano. Il prezzo di alcuni prodotti è addirittura salito. Quindi già sono inutili e saranno ancora più inutili. Sì. I vostri cancelli elettrici sono venduti in Italia e in tutto il mondo? Tutto il mondo, in tutto il mondo. Eravamo una delle ditte leader, diciamo, del settore. Perché in Italia non c'è nessuno che si compra un'azienda così florida? Perché la multinazionale di prodotto non lascia niente, non vuole vendere alla concorrenza. Senza vendere anche il prodotto non c'è via di uscita. Quello è il problema. Vi buttano a mare, insomma. Sì, ma un mare fondo è tempestoso. Con la crisi che c'è in giro ci hanno dato in bocca. Eh sì, buttano a mare, quindi mare da una parte per chi viene, mare anche per chi resta, perché ai noi sono acque veramente cattive. Vorrei incominciare con lei che rappresenta un po' gli imprenditori. E quindi questa situazione è una situazione, un esempio, ma ce ne sono veramente tanti altri. Poi vediamo con il sindacalista che penso che comunque conosca benissimo queste vertenze. Oggi il degrado della nostra società, dell'Italia, ha 2 grosse problematiche, una istituzionale politica e una economica e sociale, e non si può non prescindere da un aggancio di queste 2. Una istituzionale politica perché ormai c'è una disaffezione dal mondo politico enorme, la popolarità dei nostri deputati e senatori è zero in pratica, non c'è più morale, si assiste ogni giorno a degli scandali e a dei grandi complotti di salotto, si vedono solo che fanno politica nelle televisioni e non si accorgono che ormai i gridi di dolore di tutte le imprese, artigiani, commercianti, piccoli, ma anche proprio delle famiglie ormai siamo allo stremo. E poi c'è un rilancio di una situazione economica sociale che doveva essere fatta dal governo Monti a prescindere
fare e non è stata fatta, anzi hanno pagato sempre pensionati e piccoli lavoratori, artigiani e dipendenti. Qui le votazioni ormai non danno neanche più una maggioranza, quindi ci sarebbe da rifare proprio tutto. Non c'è nessun tipo di ma non c'è nessuna prospettiva all'epoca, perché fa molto comodo essere nominati piuttosto che prendersi i voti e dar conto poi al territorio di quello che si fa, e quindi l'accesso a credito le banche non ci si più avvicinare perché non danno più soldi, e se li danno a quei pochi poi in pochi giorni pretendono il rientro di tutte ma dopo la questione banche andremo anche ad affronteremo. perché... Una fiscalità proprio insostenibile, siamo il paese dove ci sono più tasse e si guadagna i netti più bassi d'Europa, e quindi gli imprenditori sono proprio alla canna del gas e non ce la fanno più e non sanno più a che santo rivolgersi se non andare nei paesi dove le fiscalità e le politiche del lavoro sono più diverse. Ma allora, detto questo è un destino ineluttabile, cioè chi ci ascolta dice ma allora anche chi pensa di appartenere a un'azienda che sta bene rischia questo? È una tragedia, cioè vuol dire avere nessuna certezza. Cioè non abbiamo certezze di nessun tipo legislative, fiscali, perché ci girano le carte in tavola, e questa neanche è la più grande incertezza in assoluto. Incertezza, cioè quello che voi seguite come vertenze. Incertezza è la giusta parola del momento, ed è il frutto di molti anni di malgoverno, ed è il frutto di una dinamica della finanza internazionale speculativa che ha messo per terra molte altre aree, non solo l'Italia. Vediamo anche. Il frutto di tutto ciò arriva con un diktat più volte che abbiamo avuto sotto osservazione il nostro Paese da parte dell'Unione Europea, proprio per le performance negative del nostro sistema, e queste performance negative hanno classificato il nostro Paese tra gli ultimi come appetibilità per investire. La Banca Mondiale ha stilato una classifica il mese scorso, l'Italia è al 73esimo posto per attrazione di investimenti. I nostri concorrenti europei stanno molto meglio, perché l'Inghilterra è al 7º, la Francia al 40esimo, scusate, la Germania al 20esimo posto, e perfino la Spagna ci batte perché è al 44esimo posto. Allora, è una somma di cose che porta a questo, però io mi dissento dal catastrofismo, dicendo che chi prima della crisi, che è iniziata proprio per effetti di altra natura, soprattutto malgoverno sicuramente, ma di altra natura rispetto a come stanno, a cosa fanno le nostre aziende, la crisi inizia nel luglio del 2008, e il disastro da lì a qui è che abbiamo perso il 26% del nostro manifatturiero, che è la spina dorsale del nostro Veneto, e abbiamo perso solamente nell'industria 100.000 posti di lavoro da lì a qui. 4.000 aziende se ne sono andate. E il peso nell'economia reale è pesantissimo, un impoverimento delle famiglie, la incapacità di spendere, quindi il crollo dei consumi interni, e avanti così. Dissento dal catastrofismo perché dico che le aziende che prima di questo periodo e anche durante questo periodo hanno continuato su segni positivi, su asset positivi, internazionalizzazione dell'azienda, quindi l'azienda non è che va all'estero perché è più bello e va a fare un'avventura, no, va all'estero perché rende più forte. Quindi secondo lei ci sono molte buone aziende, molte aziende ancora capaci di rispondere a questo, e che durante la crisi sono addirittura cresciute. Ma non per fortuna, e quindi ci sono chi sono vocati all'estero. Va analizzata anche dal lato positivo questa realtà. Una realtà che però noi, attori del sociale, della politica o altro, dobbiamo per forza di cose aiutare. Assolutamente. Di solito si dice sempre cosa devono fare gli altri, invece dobbiamo anche dire cosa dobbiamo fare noi, insomma, noi, a partire da noi del sindacato, a chi è nella politica, a chi è nelle associazioni. Ecco, forse questo aiuterebbe anche il dibattito di stasera. Insomma. Infatti, prima di passare la parola al corso, l'onorario che ci rappresenta anche una realtà da un altro punto di vista.
Consigliere, secondo lei, ma si sta facendo qualcosa? Perché veramente, sì, da un lato c'era un po' di ripresa, di entusiasmo e tutto, però poi è dato dei fatti un nulla. Io parto da un principio, il titolo dice bene, c'è chi entra e c'è chi esce, e c'è una parola che accomuna entrambi, lavoro, perché chi lavora può realizzare se stesso, può realizzare la propria famiglia, ed è un discorso di dignità della persona. E quindi il lavoro è un principio sancito dalla Costituzione. La buona politica è quella che crea le occasioni perché ci sia lavoro. Certo non è immaginabile che domani mattina tutti immediatamente abbiamo un posto di lavoro, ma quantomeno abbiamo l'obbligo, perché è un principio sancito dalla Costituzione, di costruire i percorsi affinché anche in Italia ci sia la possibilità di dare dignità alle persone attraverso un lavoro. Però di fatto stanno facendo... Allora, vediamo nel dettaglio alcune cose. Anch'io guardo più la terapia che rispetto le cause che hanno portato a questo punto. Allora, pensiamo a alcune possibili soluzioni. Oggi il governo nei giorni scorsi ha varato una manovra per gli incentivi all'assunzione di giovani. Io ritengo che questa misura, lo dico francamente, sia una misura sbagliata. Noi dobbiamo permettere alle aziende di fare il proprio lavoro, che è quello di fare impresa, togliendo determinate imposizioni fiscali, togliendo determinati vincoli burocratici, ma solo se l'azienda può fare l'impresa con condizioni di competitività, essendo sul mercato, ha la possibilità, senza incentivi, lei di attivare un percorso che porti alle assunzioni. Ecco, e perché devo assumere un giovane? Devo assumere uno bravo, meglio se è giovane, ma devo assumere uno bravo, che abbia abilità, che abbia professionalità, che abbia un livello di istruzione. Ecco, noi continuiamo con la politica di contributi a pioggia, che se uno va a vedere bene chi sono questi giovani che rientrano nella categoria di poter essere assunto con questi incentivi, poi l'azienda termina gli incentivi, li lascia a casa, non facciamo sicuramente le politiche del lavoro. Permettiamo all'azienda, all'impresa di poter fare bene la propria attività, che il lavoro sicuramente potrà avvenire. Esatto, però sembra, quello che mi dà l'idea, che in realtà il governo abbia degli adempimenti che vengono dall'Europa, tanto per cambiare, certo, e che debba rispettare questi. Cioè, perché alla fine deve risultare che la disoccupazione minorile scenda di un certo livello, dei giovani, chiamiamoli così. Facciamo questo, prendiamo il provvedimento. Deve risultare che il gioco delle carte, no? Spostiamo le carte per far tornare in qualche modo i conti. Poi del paese reale non gliene frega niente nessuno. C'è un distacco. Purtroppo anche la scorsa settimana avevamo un esponente politico, eccetera, che doveva far quadrare i conti nel suo ambito, era un comune, ma anche importante. Aveva bisogno di quei soldi. Poi se la signora Maria quei soldi non riesce a tirarli fuori, vabbè, non riesce a tirarli fuori, però aveva bisogno di quei soldi, certo, e quindi quelli mi devi tirar fuori, da una parte o dall'altra, io quello ho bisogno per far quadrare i conti. È drammatico questo, cioè è drammatico, perché stiamo giocando con la vita delle persone. E chiedo a lei un po' il suo punto di vista, perché quest'oggi, che la notizia che c'era sui quotidiani online più che altro, ci sono state due manifestazioni, una ad Ancona, sempre di persone un po', di giovani così, di certe frange estremiste, e l'altra invece alla Borsa di Milano, che è stata invasa, no, la Borsa di Milano, da una trentina di persone, di giovani, che hanno manifestato proprio contro la mancanza di lavoro, di occupazione, eccetera. E io ho visto, anche perché è stato ripreso col videotelefonino, queste scene, eccetera, sei sul limite della sopportazione. Bravissimo, della sopportazione e del potrebbe accadere qualcosa di più grave. Cioè, se questa frangia estremista di sinistra anziché di destra si attacca a qualcun altro, attenzione che siamo tornati di qualche anno indietro, di qualche decina d'anni indietro, e siamo ai limiti. Ecco, su questo voglio anche fare un ragionamento. Certo. Lei che come la vede? Perché poi lei conosce anche una realtà che queste manifestazioni le ha viste anche da vicino, adesso si sta aprendo però. Certamente. Che sicuramente oggi l'amministratore pubblico debba fare i conti per poter fare una politica di sviluppo sul territorio è fuori di dubbio. Che però sia diventato assolutamente indispensabile porre un freno e un controllo alla spesa pubblica è assodato. La spesa pubblica come si può controllare? Ma credo che non spetti a noi cittadini dire come si controlla la spesa pubblica, possiamo dirlo da tecnici, quali siamo, come si potrebbe fare a contenerla. Però ci vuole una volontà politica perché questo avvenga. Ma se questa volontà a tutt'oggi non è ancora sceso in gioco,
Ciò vuol dire che va tutto bene così, va bene che ci siano le pensioni d'oro, va bene che ci siano gli stipendi d'oro, va bene che ci siano spese che non sono controllate o controllabili a dispetto e a carico del cittadino e soprattutto... Ma se hanno diminuito dell'1% la spesa dei palazzi romani, Ma cosa dicendo devo ma ci dire? siamo abbassati. Cioè, Ma Elena, io rimango sconvolto di fronte a certi atteggiamenti. Vedo che le piccole imprese quando devono ridurre la spesa riescono a farlo, quando le organizzazioni devono ridurre la spesa riescono a farlo, la nostra spesa pubblica non riusciamo a diminuirla. Cioè, è impensabile che questo sia. Impensabile perché ci sono i mezzi, ci sono gli strumenti, perché oggi gli strumenti ci sono sicuramente. Quindi... Non li si vuole usare, non si giuro. Ma c'è un principio. Prego, se no prego. No, mi permetto un principio perché ha colto bene nel segno. Io vengo, la settimana scorsa sono stato proprio a Bruxelles e l'obiettivo principale della Comunità Europea, la spesa pubblica deve essere orientata solo per spesa per crescita, spesa produttiva. Allora, noi ci dimentichiamo di un concetto fondamentale della nostra tradizione, che è quello del buon padre di famiglia. Chi era il buon padre di famiglia? Chi è il buon padre di famiglia? È colui che deve accudire se stesso, mantenere se stesso e la propria famiglia, facendo quadrare i conti e soprattutto creando la possibilità per il mantenimento della propria famiglia. Ora, se noi abbiamo qualsiasi di noi, qualsiasi imprenditore o persona fisica a 100, ok, spende per 100 o destinerà 10 a risparmio o farà i propri conti per arrivare alla fine del mese. Il nostro Stato ha perso il concetto del buon padre di famiglia, ha perso il concetto di colui che guarda oltre al futuro. Noi dobbiamo dire, noi oggi dobbiamo tagliare del 10%, posta la condivisione sulla percentuale del taglio, è la vera politica che deve trovare come allocare, ridistribuire la spesa perché i conti tornano. Ma questo è un principio elementare. Se noi non condividiamo il concetto di buon padre di famiglia, né l'impresa, né il lavoratore, né il cittadino può avere la fiducia su chi non è più il buon padre di famiglia. Questo è un cardine di ragionamenti e se lo Stato non dimostra per almeno una volta il coraggio di prendere delle scelte impopolari, diceva bene il servizio, questi politici che non sono collegati, lo diceva anche lei, al territorio. Abbiamo la fortuna che con il Porcellum non c'è neanche il voto di preferenza, quindi avrebbero tutta la possibilità di fare le scelte impopolari. Neanche i governi tecnici sono riusciti le a fare le scelte impopolari. Perché ci si aspettava Allora tutti io dal mi faccio governo sempre una tecnico. domanda e termino. O i nostri politici, io ho una dimensione regionale, ma o quando si va a Roma si viene plagiati dalla burocrazia romana e non si riesce, anche chi ha la buona volontà, immagino tanti ministri che sono sindaci e quindi che sono stati sindaci, che hanno quindi un'operatività, una tempestività di intervento, d'azione, si arriva a Roma e si viene plagiati da un meccanismo romano. Assolutamente. Io spero che ci sia la buona volontà, lo stesso di Ma queste non la persone. vediamo perché vabbè, abbiamo visto il Movimento 5 Stelle della situazione, che Però era se lo dimostriamo coraggio e impopolarità, il gruppo misto. Una delusione. Coraggio non e possiamo impopolarità. dire, esatto. L'unica ricetta Quindi, per salvare il fosse paese. solo il 5 Stelle sarei anche... Ma No, ho fatto un la esempio perché era di nuovo preoccupazione è che veniamo da un inizio mese dove la parte consistente della maggioranza stava per buttare all'aria un governo tra l'altro concordato tra forze politiche che si sono contese ed è assolutamente irresponsabile chi ha pensato che anche se non rimaniamo in un stato di stabilità si possa comunque continuare allegramente. Noi siamo degli osservati speciali dell'Europa, per forza di cose. Il rating nostro da 3A è andato a BB+, cioè siamo ormai un po' più su della Grecia, un po' più sotto della Spagna perché oscilliamo con la Spagna e via. Cioè in questa situazione senza stabilità di governo, cosa che va coltivata, cioè le forze politiche devono fare un passo indietro e mettersi assieme come hanno fatto in Germania perché hanno fatto fare le cose. Fare le cose. Allora, fare. se si vuole fare bisogna avere stabilità, se si vogliono affrontare i mali atavici del paese, la arretratezza di molte pubbliche amministrazioni, non tutte, è sbagliato dire della pubblica amministrazione, di molte pubbliche, ma non di tutte, la arretratezza del sistema privato. Guardate che abbiamo moltissime aziende che sono aziende di imitazione, che sono aziende volano, che sono un indotto, che non hanno tecnologie avanzate e dobbiamo fare questo perché se aiutiamo una imprenditoria invece che fa innovazione e va aiutata con una forte defiscalizzazione,
Cioè Ma bisogna esatto, ma io assolutamente dico, fare delle azioni che sono alla base di una stabilità di governo che permette di fare le scelte che rilanciano la nostra economia, altrimenti saremo relegati al 73esimo posto per appetibilità. Dalle prime indiscrezioni che si leggono su questa nuova manovra, quei pochi soldi che ci sono stati dati un po' di qua, un po' di là e non aiutano nessuno. Ma mi vuole dire cosa rilanciamo di economia, dottoressa, con 10 euro in busta paga al mese in più al lavoratore, ma 200 all'anno? Che li spenderà per pagarli nella nuova formula allora, della defiscalizziamo il costo del lavoro, quello che abbiamo detto oggi cerchiamo di dare un... Sentiremo, parlano di 200 euro al TG prima di all'anno, è una roba... Cioè, la pizza un anno rilanciamo i consumi? Mi pare proprio una presa in giro. Io, come da imprenditore e da presidente di associazione, convoglierei tutte le risorse disponibili, capisco anche il momento difficile, ma in una prospettiva di creare occupazione e di cercare di sgravare il costo del lavoro per rendere più appetibile le imprese a fare il proprio lavoro, se no non se ne esce. Assolutamente. Dobbiamo andare subito in pubblicità, per cui brevissimo intervallo, pochi secondi, poi torniamo con voi insieme.